Attenzione che arriva il matto. Sacrificio di torre, scacco. Dovrebbe arrivare il matto, signori. Signori, dovrebbe arrivare il matto. Signori. Ah no, può mettere davanti a regina. Signori. 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 O arriva il matto. Ragazzi, sto provando la difesa a 300 a 3 minuti più 2 con scarsi risultati, potete vederlo dal punteggio, ma questa è la volta buona. Questa è veramente la volta buona. Difesa a 300, tutti i pedoni in sesta, in terza traversa e siamo pronti per fare qualcosa di mai visto prima. Mai visto prima. Siamo qui signori. Questa va fatta questa. Appena possibile. Va fatto H3 e G4. Non dobbiamo far capire dove vogliamo arroccare, perché altrimenti diamo degli elementi ai nostri avversari, questi infami. Dobbiamo semplicemente giocare con tranquillità, tranquille, e disorientarli, portarli fuori dalla teoria. Per esempio, lui è ucraino, esatto, dovrebbe sapere cosa significa la difesa a 300. Va bene. Va bene, mi sento in una botte di ferro. Dicevo così anche nelle altre partite perse in malo modo, ma detto ciò, noi siamo fiduciosi. L'importante è avere fiducia nelle istituzioni, giusto, no? Tu vuoi veramente, Christian, vuoi veramente arroccare in queste situazioni, in queste condizioni? A chi te lo fa fare? Ma chi te lo fa fare? Però questa chiama, dai. Questa chiama. No? Cioè, questa chiama. Questa chiama è pedone, sì, perché no? Dopodiché F5 e si chiude l'alfiere. Dai, guarda che pedoncini. Guardali. Guarda l'anima di questi pedoni, ma l'anima dei mortacci, guarda. Guarda questi pedoni, quanto sono forti. A parte potevo catturare di cavallo. Ho fatto veramente il genio della lampada. Meno male che mi hai catturato questo. Ho fatto il genio della lampada, ho fatto. Però va bene, dai, tutto sommato la mia posizione non mi dispiace. C'era un bel posticino per il cavallo in F4. Questo alfiere non fa una pippa. Ma ci siamo, stiamo capendo le posizioni dei cavalli. Ok, tac, mi arriva questa, tac, mi arriva questa, però perdi questo, quindi non puoi, non si può. Attenzione che qui perdo la regina, te lo sto dicendo, te lo dico che perdo la regina, qui forse, un po' meglio qua, arrivano i tacchi di scopo, non so, andiamo qui. Io ho paura di perdere la regina, te lo sto dicendo, qui lo dico e qui la perderò la regina. Cattura, che cosa c'ha in mente? C'è in mente qualche trappola che non vedo. Cattura, tac, cattura, attacco sulla donna, donna che torna qui. Oh, io accetto, io accetto. Cosa c'è che non ho visto, vi prego? Mamma mia, questo è l'effetto ipnotico della 300. I giocatori anche da 1800 iniziano a fare mosse casuali. Effetto ipnotico della 300. Mamma mia, ragazzi. Alta scuola, attenzione. E adesso però ti controgioco con un attacco possibile di matto che non posso fare. Non continuo a non capire. Continuo a non capire. Continuo a non capire. Arriverà a questa. Ah, porco Giuda! Ma ci sono cascato come un babbo.
Ci sono cascato come un babbo. Ci sono cascato come un babbo. Ci sono cascato come un babbo, però tutto sommato non è male la situazione. Però ci sono cascato come un babbo. Mamma mia, che babbo. Che babbo. Donna per 3 pezzi. Ma. Non lo so, non lo so. Donna per 3 pezzi. Un pezzo non gioca. Il re al centro. Ok, dai, andiamo di arrocco lungo a questo punto. Attacchiamo un po' qui. Questi 2 cavalli si difendono a vicenda, quindi i 2 cavalli sono totalmente paralizzati. Dovrei fare un G3, amico mio. Un G3. Questa donna come gliel'attacco? Beh, intanto arriverà comunque una roba di questo tipo, no? Alfiere qui, che poi andrà in C4, così il mio re è al sicuro. Giusto, no? Questo è quello che abbiamo capito da questa situa. L'alfiere, troverà il suo posto nel mondo. Mamma mia, i 3 pezzi della 300 contro la regina. Ragazzi, rispondete in un commento qui sotto. Vi piacerebbe più giocare con 3 pezzi o con la regina? In un libro che stavo leggendo di Renato Clemente, o Clementi, diceva che i 3 pezzi sono più forti della regina, secondo lui. E adesso un pezzo lo recupera. Un pezzo lo recuperas. E moso cavolis amaris. Mucho amaris. E qui recupera un po', recupera un po', ma anch'io recupero qualcosa. Anzi, addirittura sono +1. Mamma mia, signori, sono a +1. Sono a +1 di materiale. Che cosa me ne faccio di questo +1? Non ne ho assolutamente idea. Se scollego le torri me ne pentirò, ma proprio in brutto modo. Scacco, capiteranno cose bruttissime. Questa dai, questa è buona. Questa è buona. Alfiere, tu anziché essere così timido, non puoi per esempio, così, dico, chiedo per un amico. Oh, questa può essere carina. Questa può essere carina. Alfiere qui e alfiere qui. No! Non è carina. Che cacchio ho calcolato? Che cacchio ho calcolato? Dai, almeno l'alfiere ho trovato una sistemazione. Forse era anche una tattica per aprire quell'alfiere perché è veramente una cosa inguardabile. Una cosa inguardabile. Attenzione che arriva il matto. Sacrificio di torre, scacco. Dovrebbe arrivare il matto, signori. Signori, dovrebbe arrivare il matto. Signori. Ah no, può mettere davanti a regina. Signori. 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 O arriva il matto. Yes, 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 yes.